Il sindaco di Lampedusa Totò Martello interviene su quanto dichiarato recentemente dall'onorevole Matteo Salvini e affermando che fa campagna elettorale sulla pelle dei lampedusani. Ho letto una dichiarazione di Matteo Salvini rilasciata nel corso di un'iniziativa elettorale. Sostiene che a Lampedusa ci sono migranti positivi che passeggiano fra i turisti. Forse non si è reso conto della gravità di un'affermazione simile, afferma il sindaco Martello, fatta con tanta leggerezza. Un conto è dire che ci sono migranti risultati positivi al Covid, ben altra cosa è dire che questi passeggiano in mezzo ai turisti. La prefettura di Agrigento è prontamente intervenuta per smentire la notizia, affermando che i migranti positivi sono rimasti isolati in una struttura deputata all'interno del centro. Salvini quindi ha lanciato un macigno sugli imprenditori, sui cittadini di Lampedusa, afferma Martello, che già hanno tanti problemi. È indegno alimentare in questo modo panico e paura, fare campagna elettorale sulla pelle dei lampedusani, afferma il sindaco Martello, a proposito di quanto dichiarato dal leader della Lega Salvini. Ricordo a tutti che è stato il primo a denunciare l'uscita di alcuni migranti dal centro accoglienza e ho più volte ribadito l'esigenza di controlli continui per impedire che ciò avvenga in violazione delle disposizioni di sicurezza sanitaria e a questo proposito sempre la prefettura di Agrigento ha comunicato l'invio di uomini dell'esercito sull'isola per rafforzare la vigilanza della struttura. Infine una considerazione, conclude il sindaco di Lampedusa Martello. Dal momento che Salvini ha recentemente visitato il centro accoglienza dell'isola e, come si vede dalle foto che si trovano in rete, non indossava la mascherina, forse è il caso che osservi un periodo di quarantena per evitare che possa essere lui stesso a mettere in rischio le tante persone che incontra in campagna elettorale.